Buonasera ai titoli. Trapani davanti ai magistrati, non mostra pentimento il dodicenne che ieri ha tentato di accoltellare il professore in una scuola media di San Vito Lo Capo. Scossa la comunità scolastica, il preside dice ragazzo taciturno ma non dava segnali di questo tipo. A Catania prende a martellate la moglie, la donna operata alla testa in condizioni disperate, a chiamare i soccorsi la figlia, con lei nell'abitazione di Mister Bianco, l'uomo è stato arrestato. A Palermo assalti ai bancomat con gli esplosivi, azzerata la banda, 6 arresti, nell'indagine anche il giovane ucciso in un agguato al CEP il 9 maggio. A Mazzara del Vallo, ancora sotto shock gli alunni che erano sullo scuolabus che si è scontrato con un SUV. Alla guida dell'auto viaggiava un uomo senza patente e assicurazione. Un anno fa la morte di Santorre a Catania, il pasticcere ucciso da un extracomunitario d'Ognina. A Sicilia 24 parla la sorella e dice ora cucina per gli angeli. A Catania bassa scolarità e alta fragilità all'Health Center della Caritas. 8 interventi su 10 sono rivolti a chi si è fermato alla licenza media. Calcio, Catania a caccia del direttore sportivo, 3 nomi accostati al club rossazzurro, quello di Fortunato varrà attualmente al Napoli, solo dopo la scelta del nuovo allenatore. Eccoci, buonasera, benvenute e benvenuti. E dunque non mostra pentimento il dodicenne che ieri ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia in una scuola di San Vito Lo Capo. Siamo nel Trapanese, lo studente è stato interrogato dalla procuratrice per i minori di Palermo. Resta comunque scossa la comunità scolastica. Il preside dice ragazzo taciturno ma non dava segnali di questo tipo. Sentiamo Orazio Longo. Sentito per ore dalla procuratrice per i minori di Palermo, non ha mostrato pentimento il ragazzino di 12 anni e non di 11 come si era appreso, che a San Vito Lo Capo nel Trapanese ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia in classe. L'azione non ha avuto conseguenze grazie alla prontezza del docente, ma era stata programmata sin nei minimi dettagli e annunciata, seppure con post allusivi, sul profilo TikTok del ragazzino. Gli investigatori hanno sequestrato i dispositivi elettronici dello studente che venerdì, prima di entrare in aula, si è cambiato in bagno e ha indossato un caschetto da bici con una telecamera facendo una diretta Telegram della tentata aggressione. Una vicenda che rilancia l'allarme sulla irresponsabilità da web che, come in un gioco online, passa dal mondo virtuale a quello reale come se fosse la stessa cosa. A peggiorare questa sensazione di disagio il fatto che in 24 ore il dodicenne abbia raddoppiato i suoi follower, alcuni dei quali pare sapessero del suo piano. Preoccupazione è stata espressa dal mondo scolastico. Il preside dell'istituto Enrico Fermi, dove è avvenuto il fatto, parla di un ragazzo taciturno ma che non faceva presagire nulla del genere. Ma segnali non ne avevamo avuti di questo suo profondo malessere, questo suo disagio. La scuola lo condanna l'episodio, però al tempo stesso il ragazzo va capito nelle sue difficoltà, perché dietro questo c'è qualcosa che non funziona nel rapporto che i ragazzi hanno con i social. Il ministro dell'istruzione Valditara punta il dito contro l'uso dei cellulari da parte dei bambini lasciati soli. Quest'anno ci sono state 52 aggressioni ai docenti, dice, e rilancia l'alleanza tra genitori e scuola. L'assessore regionale all'istruzione Turano nei prossimi giorni sarà a San Vito Lo Capo, ma intanto sottolinea come serva una riflessione seria sull'uso dei social per i minorenni. E ci sono altri particolari che si aggiungono a questa vicenda. All'inizio ho pensato ad uno scherzo, poi quando l'ho visto venirmi incontro con 2 coltelli e che faceva sul serio, ho chiamato gli altri colleghi che erano in altre aule, sono accorsi e l'hanno bloccato. Così il professore di tecnologia della scuola appunto di San Vito Lo Capo, dove lo studente dodicenne ha cercato appunto di aggredirlo. E conclude il professore, dice non ce l'ho con lui, piuttosto sono preoccupato per lui. E ora ci occupiamo invece di un tentato femminicidio nella notte nella frazione Belsito di Mister Bianco in provincia di Catania, dove un 53enne al culmine di una lite ha aggredito la moglie ferendola gravemente. La donna, ricoverata al Garibaldi Centro di Catania in condizioni disperate, è stata già operata alla testa. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Sono disperate le condizioni di Alessandra, la donna di 49 anni colpita ripetutamente alla testa con un martello dal marito di 53 anni. La brutale aggressione è avvenuta in una palazzina di Via delle Rose nel quartiere Belsito a Mister Bianco. La vittima si trova ora ricoverata al Garibaldi Centro di Catania in imminente pericolo di vita.
La lite furibonda nel cuore della notte, le urla disperate, il pianto dei bambini hanno svegliato i vicini di casa che hanno allertato subito le forze dell'ordine. Confiniamo allo stesso muro, è mia cugina. Quindi c'è poco da dire, aspettiamo intanto notizie dall'ospedale se si riesce a capire qualcosa. Ma litigavano spesso? No, non lo so, non si erano mai sentiti a questi livelli, quindi non so cosa avevano, qual era scattato il problema. L'allarme è scattato intorno all'1 di notte. La prima a chiedere aiuto una delle figlie della coppia che ha chiamato il 112. La madre era a terra, priva di sensi e con una profonda ferita alla testa. Al telefono l'operatore della centrale operativa dei Carabinieri ha tenuto la ragazza in linea fino all'arrivo dei soccorsi per guidarla e rassicurarla. I sanitari del 118 si sono trovati davanti a una scena terribile. Trasportata d'urgenza in codice rosso, la donna è stata sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico. Ora si trova in rianimazione con prognosi riservata. Ha riportato un gravissimo trauma cranio-facciale e gravi lesioni a livello cerebrale, segno che è stata colpita con ferocia. Il marito è stato bloccato e arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mister Bianco, il nucleo radiomobile di Catania e la sezione investigazioni scientifiche per i rilievi tecnici. Le indagini proseguono per ricostruire l'esatta dinamica e per comprendere se ci fossero stati altri episodi di violenza in famiglia. Ci siamo occupati più volte degli assalti ai bancomat con gli esplosivi, soprattutto a Palermo. Infatti è stata azzerata una banda e sono state arrestate 6 persone. Nell'indagine è coinvolto anche il giovane ucciso in un agguato alla CEP il 9 di maggio. Sentiamo. Tra i bancomat fatti esplodere anche quello di un ufficio postale allo Zen e poi tanti altri. Colpi precisi e con l'esplosivo. Dopo mesi di indagini, carabinieri e polizia hanno smantellato la banda del bancomat. 6 arresti. Le indagini era coinvolto anche Placido Barrile, il 34enne ucciso lo scorso 9 maggio da un killer al CEP dentro una Smart parcheggiata in via Paladini. Il provvedimento riguarda 6 palermitani che erano specializzati in furti pluriaggravati ai danni di sportelli bancomat colpiti attraverso il pericoloso metodo della marmotta esplosiva, che consiste in una lastra di ferro su cui viene fissato un congegno esplosivo infilato in una delle fenditure degli sportelli ATM. L'esplosivo viene fatto detonare nei bancomat. La banda però è accusata anche di rapine aggravate, furti in abitazione, oltre al traffico di sostanze stupefacenti. Intercettazioni telefoniche, ambientali, l'acquisizione e l'analisi dei tabulati telefonici e le immagini di videosorveglianza, oltre ai tradizionali servizi di osservazione, controllo e pedinamento, hanno permesso di individuare i 6 palermitani finiti in manette. Ogni componente della banda aveva il suo ruolo. A capo ci sarebbe stato un giovane di 26 anni, promotore e organizzatore dell'associazione. Spettavano a quest'ultimo, che spesso partecipava in prima persona ai sopralluoghi operativi, le decisioni strategiche, la scelta dei bersagli, le tempistiche dei colpi, la spartizione dei proventi e la custodia dei mezzi. Scontro mortale sulla 113 a Partinico fra un Audi e una Fiat all'altezza del Ponte Tauro. Nell'incidente ha perso la vita un uomo di 74 anni, altri 4 passeggeri sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati in codice rosso tra gli ospedali Cervello di Palermo e il Civico di Partinico. I feriti sono un bambino, 2 donne e poi anche un uomo di 62 anni. Veniamo all'incidente dello scuolabus che si è ribaltato dopo lo scontro con un SUV che procedeva a folle velocità. 19 feriti a Mazzara del Vallo nel Trapanese, fra cui i suoi 5 figli. Infatti chi era alla guida era senza patente, l'auto senza assicurazione. Tonino De Mana. A folle velocità in auto, senza patente, senza assicurazione, con a bordo 5 figli e la moglie in gravidanza. Si complica la situazione del 51enne che al volante di un SUV è piombato su uno scuolabus su cui viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello a Mazzara del Vallo nel Trapanese. 19 feriti, 14 dei quali bambini, e il bilancio pesantissimo dello scontro che si è verificato in via Salemi, strada che conduce alla borgata costiera. Secondo i primi accertamenti l'uomo non avrebbe rispettato lo stop che era ben segnalato, centrando in pieno lo scuolabus che si è poi ribaltato. Sul posto sono arrivate 4 ambulanze del 118, i feriti sono stati trasferiti all'ospedale Abele Aiello di Mazzara del Vallo, dove è scattato il piano di emergenza. 2 bambini sono stati trasportati in elicottero all'ospedale pediatrico di Cristina di Palermo e nel capoluogo siciliano è stata trasferita per precauzione anche la donna incinta, moglie dell'investitore, ricoverato anche lui e già sottoposto ad alcol test. Ho visto la morte in faccia e la scioccante testimonianza di un'alunna di terza media che ha raccontato
raccontato le fasi dell'incidente alla madre. Solidarietà è stata espressa dall'assessore regionale all'istruzione Turano, dal sindaco di Mazzara del Vallo Quinci e dal ministro Valditara, che sta seguendo gli sviluppi della vicenda. I pubblici ministeri della DDA di Caltanissetta, nell'inchiesta che ipotizza un traffico illecito di rifiuti nella discarica Timpazzo di Gela, hanno chiesto il sequestro preventivo e la nomina di un amministratore giudiziario per la società Impianti SRR, che gestisce il sito di conferimento e il servizio rifiuti nei comuni dell'area sud della provincia appunto di Caltanissetta e a Piazza Armerina in provincia di Enna. Sarà il giudice per le indagini preliminari a decidere sulla richiesta. Tra gli indagati destinataria di richiesta di misura cautelare c'è la manager di Impianti SRR, l'ingegnere Giovanna Picone. Insieme ad altri coinvolti nell'inchiesta sarà sentita la prossima settimana nel corso degli interrogatori preventivi. La polizia ha arrestato 2 ultra che nel corso della partita fra Catania e Ascoli hanno lanciato ordigni esplosivi sul terreno di gioco. Denunciate anche altre 2 persone. Sentiamo Marco Carli. L'esplosione fragorosa, chiaramente avvertibile, è quella di uno degli ordigni piovuti sul terreno di gioco da alcuni settori del Massimino nelle fasi finali di Catania Ascoli. Che non fossero petardi era evidente e il loro utilizzo ha portato all'arresto di 2 ultra, mentre altre 2 persone sono state denunciate perché trovate nel corso dell'accesso allo stadio in possesso di fumogeni. L'arresto della Polizia di Stato è avvenuto in flagranza differita entro le 48 ore successive all'evento. La Digos indaga per individuare altri responsabili. Tutto comincia quasi al 40° del secondo tempo dopo la rete di Ovisac che spegne definitivamente ogni speranza rossazzurra, scatenando la contestazione, fumogeni ed esplosioni con sospensione della gara per 6 minuti. I 2 arrestati sono giovanissimi, del 2005 e del 2002, e sono accusati di aver lanciato dagli spalti della B 2 pericolosi ordigni. Ad incastrarli le immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio fornite dalla polizia scientifica e visionate dalla Digos. Dopo l'individuazione dei 2 è scattata la perquisizione, nel corso della quale nell'abitazione del ragazzo del 2005 è stato rinvenuto un congegno di natura simile a quelli fatti esplodere nello stadio. La pericolosità è stata confermata dal personale del nucleo artificieri, che ha anche rinvenuto al termine dell'incontro, a ridosso della tribuna B, 2 ordigni inesplosi definiti di micidiale portata offensiva, poiché capaci di esplodere in massa. Proprio le esplosioni hanno portato al ricovero di un tifoso della Nord ferito ad una gamba. Per i fatti di mercoledì il giudice sportivo ha comminato al Catania un'ammenda di 4.000 euro. Restiamo a Catania. Un anno fa la morte di Santorre. Al nostro TG parla la sorella che dice: mio fratello manca a tutti, lo immagino mentre cucina per gli angeli. E sentiamo Tonino De Mana. Portava la gioia non solo, poi lui era molto creativo in cucina, quindi ogni tanto creava qualcosa e la faceva assaggiare a tutti, e quindi anche questo manca le sue prelibatezze, ecco, mi piace ricordarlo così. Purtroppo oggi dico è lassù, cucina per gli angeli e basta. Non si dà pace Deborah, la sorella di Santoré, accoltellato a morte per futili motivi da John Obama, attualmente recluso nel carcere di Trapani. Ricorre oggi l'anniversario della morte per un inspiegabile gesto commesso da chi in quel luogo non doveva neanche esserci, dal momento che il parcheggiatore abusivo, originario dello Zimbabwe, era senza permesso di soggiorno e con un divieto di espulsione mai eseguito. Infatti io dico, questi decreti vengono emessi e devono essere poi eseguiti, perché non ha senso se no emetterli. Ha ricevuto il sostegno in quest'anno, la vicinanza da parte delle istituzioni? Mi spiace dirlo, ma no. Né io né mia cognata e soprattutto la figlia di mio fratello. La vita di Santoré è stata spezzata da alcuni fendenti, inferti da chi probabilmente non si aspettava, visto che la generosità del giovane pasticcere nei confronti del suo aguzzino era conosciuta e riconosciuta da tutti. Un gesto gentile, un sorriso, indumenti e anche cibo erano garantiti da Santo, che per tutta risposta è stato invece ucciso. Resta il dolore di una famiglia, con Deborah che porta con sé l'immagine del suo adorato fratello. È una parte del mio cuore, come era la parte della mia famiglia che purtroppo non c'è più. Bassa scolarità e alta fragilità. All'Help Center della Caritas 8 interventi su 10 sono rivolti a chi si è fermato alla licenza media. Questi, fra gli altri, i dati dell'8° report sulla povertà e risorse presentato a Catania. Orazio Longo.
4.484 persone aiutate, 15.000 interventi. Sono i numeri dell'Help Center della Caritas diocesana di Catania illustrati nell'8° rapporto Povertà e risorse dal titolo Scuola di Speranza, una città che cambia. Numeri che mostrano come il basso livello di scolarizzazione sia un indicatore strutturale di vulnerabilità, con il 78% dei beneficiari che risulta avere un titolo di studio pari o inferiore alla terza media e il 6% analfabeta o quasi. Tra le problematiche riscontrate dalle parrocchie e dalle associazioni, la disoccupazione e la povertà economica in primis, la solitudine e la povertà abitativa. 250 le persone che ogni giorno beneficiano di un pasto alla mensa. Emerge soprattutto un dato, l'aumento della povertà educativa, però allo stesso tempo l'aumento delle risposte che si sta dando a questo grave problema. Rimangono aperte delle grandi questioni, quelle del reddito di tante famiglie, di tanti che soffrono la solitudine, una delle più grandi povertà. La risposta nell'azione della Caritas si dipana tra centri educativi, presenza nelle scuole e laboratori formativi negli istituti penitenziari minorili. Ma i quasi 5.000 aiutati potrebbero essere solo una parte di chi ha bisogno, ma che per vari motivi non chiede. 5.000 che è un numero, ma può non vuol dir nulla, proprio perché dietro questo numero ci possono essere tante altre persone che a questa porta non bussano o tante altre persone che potranno aggiungersi in seguito. Tra le varie iniziative il progetto Avventura della Conoscenza, sostenuto con l'8 per 1000 Caritas a scuola, che ha coinvolto istituti di ogni ordine e grado, senza catene e percorsi di speranza. Una breve pausa, poi andremo ad Agrigento, dove ancora i rubinetti restano a secco. Ad Agrigento rubinetti a secco in diversi comuni della provincia e oggi c'è stato un sit-in di protesta. Davide Sardo. Dal sit-in di Piazza Cavour arriva un segnale forte. Ad Agrigento e in diversi comuni della provincia l'emergenza acqua non si ferma. Al centro della protesta il braccio di ferro tra l'AICA e gli autobottisti sulle nuove regole del servizio sostitutivo. Questa mattina siamo qua per dire a tutta la città: o tutti con l'acqua o nessuno. In piazza anche commercianti e ristoratori colpiti in piena stagione di lavoro. Noi qua abbiamo attività economiche di B&B, attività turistiche. Se noi rompiamo con l'indotto economico facciamo un danno enorme. Lei arriva dal nord e partecipa a questa protesta? Sì, partecipo perché penso che sia un fatto di civiltà. L'acqua pubblica è un bene di prima necessità, quindi non ci dovrebbero essere discussioni o disfunzioni in questo genere. La protesta ha coinvolto anche semplici cittadini esasperati da una situazione che si ripete da mesi. Io non lo so come faccio senza acqua a lavare il mio bambino che porta ancora pannolino e è disabile. Dal giorno 9 noi non riceviamo più acqua. E come fa? Come faccio? Vado al Bonamorone, come dicono qua, Bonamorume, e vado a prendere l'acqua lì con i bidoni. Ad Aragona si vive la crisi idrica perenne, secondo me è una crisi alla fine voluta di un sistema sbagliato che va sicuramente rivisto. Serve una soluzione immediata perché l'emergenza idrica continua a pesare sulla quotidianità di famiglie e attività economiche. Lo spettacolo Dalì incontra Dante, la Divina Commedia si trasforma in un viaggio visionario tra arte e psiche. A Vittoria, nel Ragusano, un percorso immersivo in un ex carcere. Veronica Barbarino. L'universo poetico e teologico di Dante e quello onirico e perturbante di Dalì superano i confini temporali e linguistici per tradursi in un'esperienza immersiva. A Vittoria, nel Ragusano, Dalì incontra Dante. In mostra 100 tavole realizzate da Dalì che raccontano quasi fedelmente i 100 canti della Divina Commedia. Inferno, purgatorio e paradiso diventano paesaggi interiori, specchio delle inquietudini contemporanee. Tutto quello che vediamo in questa mostra è autoprodotto direttamente dal nostro artista, che nasce con la tecnica dell'acquerello per poi trasformarsi in xilografia. Queste opere fanno parte di un corpus contenente 2500 esemplari. Le celle dell'ex carcere del Castello Colonna e Rigaz amplificano la suggestione. La memoria del luogo, infatti, si intreccia con il percorso, rendendo la visita un'esperienza tra ombra e luce.
Siamo riusciti, grazie allo spazio che ci ospita, a far rivivere al visitatore non solo l'atmosfera della Divina Commedia, ma anche il luogo di penitenza in cui a metà dell'Ottocento i prigionieri venivano appunto portati nelle celle del castello. Grazie appunto alla disposizione delle stanze siamo riusciti a creare un allestimento che permetta di avere l'inferno all'interno delle celle, per poi arrivare al salone che ospita il purgatorio e infine al paradiso. Un percorso che affascina e disorienta, che interroga e arricchisce, restituendo al visitatore la possibilità di confrontarsi con le grandi domande dell'esistenza e con la potenza dell'immaginazione. La mostra sarà visitabile fino al 5 luglio. Una breve pausa allo sport, il calcio con il Catania che guarda al futuro. Eccoci al calcio, il Catania guarda al futuro. Come direttore sportivo il nome è quello di Varrà, che deve risolvere il contratto che lo lega al Napoli. Come responsabile dell'area prestiti, dopo la direzione sportiva, di conseguenza arriverà la scelta dell'allenatore. Sentiamo Marco Carli. La stagione è appena finita con una cocente eliminazione con la scia di polemiche. Il Catania, condannato all'ennesimo anno di C, deve gioco forza guardare al futuro e provare a programmare. E se a livello dirigenziale sembra che ad uscire sarà Zarbano, per la direzione sportiva dopo la presenza allo stadio di mercoledì il nome in pole position è quello di Fortunato Varrà. Varrà è al momento un collaboratore di Manna al Napoli e per arrivare a Catania dovrà ovviamente risolvere il contratto che lo vede responsabile dell'area prestiti della società partenopea. L'ipotesi che trapela è quella di un biennale in rosso-azzurro. Esperienze per lui a Benevento, Potenza e Pontedera. Chi lo conosce lo definisce come molto bravo nell'individuare calciatori giovani e capaci di farsi rispettare negli spogliatoi. Fu lui a portare De Giorgio a Potenza con l'avvento del presidente Macchia. Ecco perché il nome dell'allenatore che ha guidato i lucani diventa conseguenziale. De Giorgio ha un anno di contratto con il Potenza, deve incontrare la dirigenza, ma è difficile pensare che possa restare, visto che dopo i quarti dei play-off, per fare meglio, la squadra lucana dovrebbe impostare una stagione a vincere. Le piazze invece dove De Giorgio è gradito sono moltissime: Casertana, Foggia, se viene ripescato, Campobasso, ma anche due squadre che avranno le stesse ambizioni rossazzurre, il Bari, che sembrerebbe averlo sondato, o la Salernitana, dove come DS potrebbe arrivare Pasquale Foggia, altro estimatore di De Giorgio, e vicino a Varrà ai tempi del Benevento. Come spesso avviene, i destini di allenatori e direttori sportivi sono incrociati. Prima di chiudere un aggiornamento sul tentato femminicidio nel Catanese, perché nessuno dei figli della coppia di Mister Bianco, dove è accaduto appunto il fatto, ha visto il padre colpire la madre, ma alcuni di loro hanno sentito la violenta lite e poi hanno visto la madre a terra con un'ampia ferita alla testa. È quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri, che appunto stanno procedendo e stanno cercando di capire la dinamica di questo tentato femminicidio. Intanto emerge anche che la famiglia non era conosciuta né alla procura dei minori e non c'era stata nessuna segnalazione anche per quanto riguarda il comune di Mister Bianco, l'intervento quindi anche dei servizi sociali in questa vicenda. Lo ricordiamo, la donna è in gravissime condizioni, ricoverata al Garibaldi di Catania, la prognosi è riservata. Io mi fermo qui, grazie per l'attenzione e buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.